I militari del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a 2 decreti di sequestro preventivo di denaro e altri beni mobili e immobili ai fini della successiva confisca nei confronti di un imprenditore originario di Racalmuto, provincia di Agrigento, indagato per omessa dichiarazione dei redditi prodotti in Italia ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dall'ufficio del GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'indagine giudiziaria scaturisce da un'attenta verifica fiscale condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, che ha contestato all'imprenditore racalmutese di essere l'artefice di un sistema evasivo cosiddetto esterovestizione. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, l'imprenditore avrebbe fittiziamente stabilito all'estero, precisamente in Moldavia, il domicilio fiscale di una società che produce cofani funebri, di cui lo stesso è amministratore, gestita di fatto in Italia utilizzando una seconda società di diritto italiano con sede a Racalmuto, dallo stesso gestita ancorché formalmente amministrata dalla moglie, in realtà priva di una effettiva struttura aziendale per l'esercizio dell'attività d'impresa, per creare mediante il ricorso all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, fittizi e rapporti triangolari tra la società esterovestita e le imprese acquirenti italiane.